Dal 2017 Casaloldo festeggia la Giornata dei Giusti. Il 2017 è l'anno in cui l'Italia ha solennizzato come solennità civile questa ricorrenza, ma quest'anno più significativa degli altri. Abbiamo voluto creare questo giardino proprio per dimostrare ai nostri cittadini che è sempre possibile fare il bene, che ogni giorno vale la pena fare il bene e che non è necessario dover trovare, escogitare situazioni particolarmente eclatanti nella quotidianità, perché i giusti né santi né eroi sono la dimostrazione plastica che ognuno nel proprio piccolo può fare qualche cosa. La benedizione è una parola che diciamo in ubbidienza alla provvidenza e alla benevolenza di Dio. La benedizione è una parola sua e le sue parole sono sempre efficaci, ma per poter essere efficaci fino in fondo queste parole hanno bisogno di essere accolte in un terreno buono, ed è questa la nostra vita. Nel segno di quest'acqua benedetta, Dio Onnipotente ci confermi nei nostri buoni propositi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Allora scopro il giardino dei giusti. Mi raccomando bambini, mi rivolgo soprattutto a voi che siete qui e a quelli che sono a casa, ricordatevi queste parole: giardino dei giusti, ogni giorno vale sempre la pena di compiere anche un piccolo gesto che ci aiuta a crescere noi stessi e a far crescere il bene attorno a noi. Quando vedete questi insegni, ricordatevelo. Abbiamo fatto scegliere democraticamente alla popolazione di Casaloldo 3 giusti. Abbiamo proposto 25 giusti, scelti appunto da questa associazione Garibuo, e tra questi 25 giusti i casaloldesi hanno potuto scegliere chiaramente via social, via Facebook, e hanno scelto Nelson Mandela come primo, come secondo Don Primo Mazzolari e come terza Felice Impastato. Quindi abbiamo rappresentanti a livello internazionale, a livello nazionale e anche a livello locale mantovano. E il quarto è a livello locale proprio di Casaloldo, l'abbiamo scelto noi, è Giuseppe Ruzzenenti. Era un agricoltore di Casaloldo. Durante la Seconda Guerra Mondiale lui fu incaricato dalla sua padrona di casa, che era un'ebrea, di tenergli tutti gli averi, perché questa signora di casa, questa padrona di casa, che si chiamava Isolde Littmann, era appunto un'ebrea ed era ricercata dai fascisti, e quindi lei riuscì ad andare in Svizzera, mentre la sorella di Isolde non riuscì ad andare in Svizzera e quindi fu deportata ad Auschwitz e morì ad Auschwitz. Isolde, prima di riuscire ad andare in Svizzera, lasciò tutti i suoi averi a Giuseppe Ruzzenenti, dicendogli: nel caso riesca a tornare, appunto me li ridarai. E lui tenne tutti gli averi di Isolde a rischio della sua vita, e quando Isolde tornò indietro glieli restituì tutti, tant'è che Isolde poi gli vendette la casa, la cascina, e gli fece un prezzo di favore per ringraziarlo di quest'opera che ha fatto. Ogni anno verranno aggiunte nuove figure, una per ogni anno. Questo giardino è proprio un giardino che si costruisce, uno spazio di riflessione, un luogo di simbologia, perché questo vuole anche diventare. A novembre metteremo la panchina rossa contro la violenza sulle donne, e la stessa pietra che apre questo giardino è il simbolo della forza, della pesantezza, di quei valori universali che questo giardino vuole plasticamente rappresentare. E io mi auguro che le nostre scolaresche, tutti i nostri bambini possano approfittare insieme alle loro famiglie di questo luogo, che deve essere un luogo di memoria ma anche un luogo di sollecitazione, attraverso cui vivere in modo concreto, in modo plastico, la possibilità di sperimentare dei valori che sono, credo, basilari, stanno proprio alla base della nostra umanità.